No, posso chiederle di... Posso chiederle? Chiedo solamente. Anche sopra per me stesso. Ancora. Dai. Lei ha parlato di una ferita aperta. Dai, sto soffrendo per me stesso. Vuoi farmi... Non nasconde fastidio e irritazione Franco Battaglia davanti ai cronisti, lui che della cronaca è stato protagonista per decenni, come superlatitante dopo una condanna per omicidio. Da anni l'uomo, oggi 77enne, si è rifatto una vita con una pescheria molto apprezzata a Spresiano. Anica la conosceva bene, per lui lavorava anche come signora delle pulizie in questa casa alle porte di Arcade, dove Battaglia arriva a bordo della sua auto poco prima delle 13. Una toccata e fuga, poche frasi ma precise. Andate dai carabinieri, c'è la deposizione. Ma lei è stato sentito dai carabinieri? Chiaramente. Subito. Però è una ragazza che ha lavorato per lei, che conosce da E tanti che mi anni. piaceva. In che senso Ma le quindi piaceva? c'era una storia anche? Come lavoratrice. Era eccezionale. Eccezionale. Quindi, Cosa vuoi che ti dica? lei è una delle poche persone È che che la il dolore ce l'ha tutti di questa faccenda, non solo io. E non avete capito che avete diffamato dicendo il suo passato. Non era giusto? In auto ad accompagnarlo c'è anche il fratello maggiore Lorenzo, che poco prima aveva ricordato così Anica nella pescheria di Spresiano. Non la conoscevo, la vedevo. Conoscere una persona vuol dire che ti sa qualcosa, ma a me non so niente proprio. Ma lei lavorava, Anica, anche qua in pescheria o solo a casa di suo fratello? Non so dire, mi ho vista che quando lavorava qua, siccome che mio fratello ogni tanto vengo a trovarlo, no? Ma io sto vecchio, non ho niente da fare, vengo a trovarlo. Ho visto e basta, non so più niente. Dopo quanti anni che ha? Bionda naturale, non so niente. Anica era una persona comunque conosciuta in zona, lei che si muoveva spesso con i mezzi pubblici. La vedevo che girava sia qua in zona e Spresiano, Bisnadello, però cosa facesse dopo non lo so precisamente.